Cesare Costantini, consigliere comunale dell'Italia dei Valori a Cividale del Friuli, sulla questione del mercato qualche passo indietro da parte dell'amministrazione comunale c'è stato, cosa manca ancora? Abbiamo posto un quesito il primo sabato a luglio e abbiamo avuto i risultati in cui il 70% sia degli esercenti che dei fruitori e che chiaramente degli ambulanti era contrario a questa dislocazione, un 13% ha risposto che non sapeva, il restante era favorevole. Che cosa manca? Manca la riapertura completa di via Monsignor Liva, arteria che porta il traffico e l'utenza nel centro storico, manca la ridislocazione nelle piazze, tutte le piazze del centro storico, e una dislocazione a tema, possibilmente un mercato ortofrutticolo con una parte floreale legata comunque all'alimentare o all'artigianato, ma in questo caso preferibile l'ortofrutta, l'agroalimentare e il floreale in Piazza delle Donne, ovvero Piazza Paolo Diacono. Perché Piazza delle Donne? Poi c'è una storicità nel mercato cividalese. C'è stata la raccolta di firme, prossimo passo ci sarà una nuova convocazione della Commissione Regolamento. La Commissione è stata convocata per mercoledì 5 ottobre alle 14:30, la raccolta di firme continua, sono centinaia e centinaia le firme che vengono raccolte sia tra i cividalesi, sia tra i fruitori, sia tra persone, turisti che erano abituati a trovarsi il mercato in piazza e che di punto in bianco si sono trovate private di questa particolarità della nostra città. Il nostro sindaco verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica Napolitano, come è apparso nella stampa degli ultimi giorni. Cividale è UNESCO, l'onorevole Monai ha proposto l'8 per 1000 e un'interrogazione sull'8 per 1000 anche destinato ai siti UNESCO con largo consenso alla Camera non più tardi di giovedì. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo che il mercato ritorni nelle piazze,